Ci sono delle operazioni che stanno venendo avanti che saranno, se verranno attuate, importanti anche sotto il profilo dell'impatto, non soltanto quello economico, nel Veneto. Il Comune di Venezia in fine di amministrazione ha approvato Tessera City, Marco Polo City, non so bene come si chiami, che comunque è una cosa devastante in termini di quantità. C'è un'altra City che è Veneto City che sta sorgendo all'interno dell'area delineata dal passante, sono delle operazioni anche immobiliari di grande peso. Voi negli anni passati avete detto a un certo punto anche in amministrazione regionale adesso basta con il saccheggio del territorio, e aggiungo anche la Giunta regionale continua a mantenere un potere molto alto nell'individuazione di nuovi centri commerciali di grande superficie, non solo outlet ma anche centri commerciali veri e propri con vendita al dettaglio. Le chiedo qual è la posizione sua e del suo partito e probabilmente anche della prossima giunta su questi temi. C'è troppo cemento in Veneto, si continua a costruire troppo, che cosa potete fare e cosa volete fare? Rispetto alla cementificazione la posizione del mio partito è chiara, noi siamo quelli della legge blocchi a capannoni, lo dicevo a un giornalista proprio oggi, un giornalista trattino ambientalista che mi chiedeva quale fosse la nostra posizione, che è quella di dire che dovremmo ad esempio avere un approccio innovativo, io spero che a livello nazionale, non so, a livello veneto, non so con chiarezza chi abbia la potestà giuridica, però ad esempio è inammissibile che ancora oggi, e questa è una mia idea che coltivo ormai da un po', si possa andare, in virtù del fatto che tu hai un'area industriale edificabile, presso il comune, presentare un progetto, il comune ti dice bene, realizza il capannone. Non capisco per quale motivo, visto e considerato che il capannone tra qualche anno sarà archeologia industriale. Avremo un'area da riqualificare, quindi con costi anche a carico della comunità, inevitabilmente, forse indirettamente, ma ci saranno. Non capisco per quale motivo io non ti debba chiedere, nel momento in cui tu mi chiedi una concessione edilizia, cosa ci metti dentro nel capannone, a cosa ti serve, che attività avrai da insediarvi e magari anche se c'è un business plan, perché se tu decidi di farci un capannone per far tomaie e scarpe, sappiamo già che è fallimentare tutta l'operazione perché da qualche altra parte del mondo si producono in maniera molto più competitiva, capiamo già che non funziona. Peggio ancora se tu quel capannone lo fai per farci solo speculazione. Il risultato qual è di questo ragionamento? Che oggi abbiamo capannoni in vendita e disponibili all'affitto vuoti perché si è fatta solo speculazione immobiliare.